4 persone arrestate, un ricercato e un avviso di garanzia. Questo è il bilancio di un'operazione antimafia condotta dalla Procura di Palermo ed eseguita dai carabinieri del reparto operativo e del nucleo operativo di Palermo, che ha permesso di far luce su come Cosa Nostra avrebbe gestito il ciclo dei rifiuti del lato 4 di Palermo, di cui fanno parte 22 comuni, penetrando all'interno del Coinres. Per gli investigatori, le amministrazioni comunali interne al consorzio avrebbero consentito di far guadagnare al boss Francesco Lo Gerfo, colpito oggi da ordine di custodia in carcere, ingenti somme di denaro attraverso un'impresa direttamente riconducibile a lui e fittiziamente intestata a terzi, che è stata sequestrata. Oltre Lo Gerfo, 51 anni, ritenuto il boss di Misilmeri, sono finiti in carcere l'imprenditore Mariano Falletta, 61 anni, Stefano Polizzi di 57, Vincenzo Ganci 45 e candidato al Consiglio Comunale di Palermo. Risulta latitante Antonino Messicati Vitale, 40 anni, che sembra sia fuggito in Sudafrica. Vi è anche un'altra persona coinvolta nell'operazione, il presidente del Consiglio Comunale di Misilmeri, Giuseppe Cimò, che è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Dall'inchiesta emerge un pressante condizionamento di Cosa Nostra sull'amministrazione di Misilmeri, ma anche numerosi episodi di estorsione tra Villa Abate e Misilmeri. Lo Gerfo inoltre avrebbe gestito sia le estorsioni che il controllo sistematico degli apparati elettronici da gioco installati negli esercizi commerciali del proprio territorio. Tuttora in corso numerose perquisizioni dei carabinieri, le ordinanze sono state firmate dal GIP Luigi Petrucci, che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Ignazio De Francisce, dei PM Elia Sava, Nino Di Matteo, Geri Ferrara e Marzia Sabella. E come detto, tra gli arrestati nel corso dell'operazione denominata Sisma c'è anche Vincenzo Ganci, un candidato al Consiglio Comunale di Palermo inserito nella lista Amo Palermo del candidato a sindaco Marianna Caronia.